Anna Marino, oggi la giornata internazionale voluta dall'ONU sul volontariato. Ecco, la vostra è un'associazione, una delle poche che in città, insieme ad altre, svolge azione di volontariato, un impegno attivo e fattivo H24. Sì, in effetti fare volontariato è qualcosa che deve uscire dal cuore, bisogna essere predisposti. Io ho una grande fortuna, quella di essere riuscita ad aggregare delle persone che veramente lo fanno col cuore e molti dei quali sono i nostri assistiti che a loro volta vengono a dare una mano d'aiuto. Fare volontariato è un gesto nobile, nobilissimo, per il quale veramente invito le persone a collaborare perché siamo in una società civile dove tutti quanti dobbiamo avere gli stessi diritti, tutti quanti dobbiamo preservare la dignità di tutti in un momento difficilissimo, quale possa essere questo della forte crisi economica ma anche di pandemia che sta facendo molto male a tutti e liberarci anche della nostra libertà. Il problema aumenta giorno dopo giorno, più si va avanti, i dati purtroppo ci vedono sempre in una condizione negativa. Ecco, il vostro lavoro quotidiano in cosa si svolge? Noi intanto siamo sempre disponibili, abbiamo il cellulare acceso, ne abbiamo istituito di recente uno proprio dedicato alle persone in difficoltà. Riceviamo telefonate anche di notte, lo teniamo aperto perché chi telefona di notte realmente ha veramente di bisogno. Certo, le domande sono triplicate, ci sono delle nuove povertà dovute sempre a questa crisi che non bisogna sottovalutare. È gente che fino ad oggi magari riusciva con fatica ad arrivare a fine mese, però ce la faceva, e chiedere è difficile e molti li riceviamo nella loro riservatezza. Abbiamo aperto anche un'altra piccola sede in via Garibaldi proprio per essere più disponibili con le persone in qualsiasi orario e le devo dire che lì funziona molto bene perché serviamo il centro storico e riceviamo nelle persone nella riservatezza. Una giornata che senza ombra di dubbio ci ricorda che cosa? Ci ricorda lo sforzo, il sacrificio di tutte quelle associazioni di volontariato, di quel volontariato attivo, fattivo che non solo in città ma nel mondo coopera e coordina tutte quelle che sono le iniziative in favore di quelle fasce deboli di tutte le società. Ora cade a puntino questa giornata e siamo vicini a che cosa? A quello che è proprio l'impegno che le associazioni di volontariato mettono per guardarci un po' da vicino nella nostra città. Abbiamo, come voi sapete, attualmente ancora in corso la presentazione delle domande bonus, voucher, buoni spesa, quelli della regione prima e il terzo pilastro dopo, e qui ecco, grazie alle associazioni di volontariato che hanno messo hanno dato il loro contributo, e quindi questo volontariato che si unisce insieme a quelle attività amministrative che senza di queste non potrebbero essere possibili. Quindi il mio è un ringraziamento, un auspicio sempre nel collaborare sempre di più, un auspicio affinché tutte queste iniziative lodevoli vengano appoggiate da una amministrazione attiva come quella del Comune di Agrigento, che ha l'intenzione di instaurare rapporti di cordialità, e a breve cercheremo anche di fare dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di volontariato, perché vogliamo che questo nostro stare insieme si allarghi il più possibile in un serio rapporto di collaborazione e di vicinanza, soprattutto sempre guardando, osservando le fasce più deboli della nostra società.